Amici, eccoci qua, allora, nuovo oroscopo della nuova settimana di novembre che va dal 23 al 29 novembre. Allora, io spero che le cose migliorino quanto prima per quanto riguarda il Covid-19 e la mia raccomandazione a tutti quanti voi, come al solito, usate la mascherina e cercate di essere un po' più coscienziosi perché la cosa, se no, sfugge dalle mani. Va bene? Questa è la mia raccomandazione che faccio sempre a tutti. Bene, allora adesso andiamo con la lettura dell'oroscopo, sperando che sia una settimana per tutti migliore di quella lì che già è passata. Allora, andiamo col segno dell'Ariete, amore. Questa nuova settimana di novembre non sarà del tutto semplice, anche se in amore non ci saranno grossi cambiamenti. Se siete impegnati in una relazione di coppia, infatti, questi dovrebbero essere giorni tranquilli o addirittura piatti. Se avete intenzione di fare dei passi in avanti o prendere delle decisioni importanti, dovrete dotarvi di una buona dose di determinazione. Lavoro, se avete degli obiettivi, dovrete cercare di dare davvero il massimo. Questa settimana non sarà affatto facile. Essere fermi e già pronti vi aiuterà molto a superare qualche difficoltà o incertezza che potrebbe presentarsi dal momento all'altro. Il segno del Toro, in amore. Che siate impegnati in una storia d'amore stabile o abbiate intrapreso una nuova conoscenza da poco tempo, questa settimana sarà abbastanza positiva. Il fatto è che potrete contare su un umore molto buono che difficilmente andrà a complicare gli equilibri di coppia. La stessa energia positiva la riscontrerete pure dopo questa settimana. Lavoro, gli ostacoli sul posto di lavoro si potranno affrontare e superare senza troppi problemi. Le forze saranno perfette e intense per impegnarsi a dovere anche in nuovi progetti in vista del futuro. Gemelli, amore. In questo periodo sarete particolarmente concentrati sui vostri obiettivi professionali. Non per questo però dovrete trascurare o mettere da parte i sentimenti e il rapporto di coppia. Sarà molto importante dare le giuste attenzioni al partner e magari provare a progettare qualcosa anche con la propria dolce metà. Sul lavoro i progetti lavorativi stanno prendendo una piega molto interessante e sarà decisamente importante cercare di curare ogni minimo dettaglio. Sarà vietato traslasciare qualcosa perché potrebbe comunque causarvi dei danni in futuro. Dovrete avere tutto sotto controllo e alla fine ci riuscirete. Auguri. Il segno del Cancro. Settimana bella e incoraggiante per chi è impegnato sentimentalmente. Le emozioni e i sentimenti saranno davvero alle stelle e potrete goderne insieme alla vostra dolce metà. L'equilibrio di coppia però dovrà essere accurato, dunque non dovrete dimenticare di dedicare le giuste attenzioni al vostro partner. Tanta dolcezza e la giusta dose di passione vi avvicinerà ancora di più in questi giorni. Sul lavoro, sul posto di lavoro non ci saranno grandissime novità per questa settimana di novembre. Se avete dei sogni nel cassetto, il consiglio è quello di continuare a crederci e impegnarsi per raggiungerli. È meglio concentrarsi per la buona riuscita.
Leone, amore, questa settimana potrebbe rivelarsi particolarmente interessante, visto che riflettete su alcune questioni della vostra vita privata. Sembrerete molto più consapevoli e convinti delle vostre cose che volete e di quello di cui avete bisogno. Questo vi renderà più sereni anche nel rapporto di coppia o nelle nuove conoscenze del caso dei single. Sul lavoro invece gli obiettivi di lavoro adesso non sembrano più così lontani, anzi vi siete impegnati a dovere e dovrete continuare a farlo sempre per poter essere costantemente soddisfatti nel vostro operato. La determinazione sarà un elemento fondamentale per andare avanti. Il segno della Vergine, in amore. Con i rapporti, gli affetti, le cose andranno meglio. Qualcuno è riuscito a superare un momento di crisi e si sente più sereno. In quelle relazioni in cui le cose sembrano non essersi ancora aggiustate del tutto, potrete provare a capirne di più e confrontarvi con la persona che avete al vostro fianco. Cercare un punto in comune potrebbe salvare una storia, ma bisogna essere davvero innamorati, altrimenti non ha senso. Nel lavoro occhio qualche compito o progetto che non è stato ancora portato a termine. Dovreste concentrarvi per arrivare ad un fine o potrebbe causarvi qualche disagio che si potrebbe tranquillamente evitare. Il segno della Bilancia, in amore. Se avete una persona speciale accanto è probabile che questa sarà una settimana un po' travagliata. Il fatto è che il vostro partner potrebbe avere delle idee diverse dalle vostre e potrebbe essere cambiato all'improvviso, magari a seguito di qualcosa. Forse avrete bisogno di pensarci su per capire meglio come gestire il rapporto. Non è detto che una novità debba per forza mettere un punto alla vostra storia d'amore. Sul lavoro, settimana di cambiamenti, anche sul posto di lavoro. Non dovrete affrontare le novità con timore, ma in maniera serena. In questo modo difficilmente la vivrete male. Dovrete metterci il giusto ottimismo. Scorpione, amore. Questi non saranno giorni troppo semplici, ma ultimamente pare che vi stiate quasi abituati a vivere dei momenti poco entusiasmanti o comunque complicati. Il vostro umore non sarà dei migliori, vi dimostrerete tristi, addirittura nostalgici, magari avete chiuso una storia d'amore e ancora non state riuscendo ad andare oltre quella persona. Lavoro, dotatevi di ottimismo perché finalmente dovrebbero arrivare delle buone nuove a tirarvi un po' su. Qualche novità professionale potrebbe mettervi in modo e farvi ricominciare a credere di nuovo nei vostri sogni nel cassetto. Sagittario, amore. In questa settimana riuscirete a dare il giusto spazio alla vostra sfera intima. D'altro canto, un rapporto ha bisogno di attenzioni, cura e tempo per vivere e soprattutto per crescere e affermarsi. Se siete realmente innamorati in questi giorni sarete particolarmente affettuosi e dolci. Mostrerete tutto il vostro cuore alla vostra dolce metà. Lavoro, occhio ai rapporti sul posto di lavoro perché qualcuno potrebbe approfittarsi del vostro buon carattere. Ve ne rendete conto ed eviterete di sbagliare nuovamente. Capricorno, attenzione alla nuova conoscenza perché qualcosa potrebbe andare storto.
Con tutta probabilità ci saranno aspetti che non gradirete, come per esempio il fatto che la persona in questione possa non arrivare mai al punto come invece amate fare voi. Occhi aperti, perché tutto questo potrebbe portare anche a degli spiacevoli confronti. Sul lavoro sarete determinati nel vostro lavoro, anche se qualcuno potrebbe ostacolarvi. Penserete a quelli che sono i vostri obiettivi professionali e vi concentrerete principalmente sui vostri sogni nel cassetto e i vostri doveri. Va bene così. Acquario. Novembre vi regalerà una nuova settimana da vivere con la massima serenità e positività. Se siete impegnati in una relazione di coppia, questi saranno giorni piuttosto tranquilli. Difficilmente ci saranno problemi con il partner, ma è anche vero che non ci saranno tutte queste grandi entusiasmanti novità passionali. Lavoro. Dopo tanti sacrifici e tempo impegnato potrebbe essere arrivato finalmente il vostro momento. Le occasioni importanti non mancheranno e voi avrete una gran voglia di non perdere il treno. Approfittatene. Nuovi progetti professionali e belle gratificazioni vi faranno sentire molto meglio. E infine il segno dei pesci. Amore. Il partner potrebbe avere bisogno del vostro sostegno e delle vostre attenzioni. È per questo motivo che dovete cercare di ritagliarvi più tempo nel corso della giornata per dedicarvi all'amore e alle cose importanti. Tutto questo affetto alla fine non farà bene solo alla vostra dolce metà, anzi anche a voi, anche perché tutti questi impegni vi portano ad un po' di stress, a volte complicato da gestire. Sul lavoro, sul posto di lavoro avete un gran da fare. Tenere sotto controllo ogni cosa non sarà affatto semplice. Nonostante ciò dovrete riuscirci dando il meglio di voi e prendendo tutto con serenità. Dovrete però ricordarvi che non esiste soltanto il lavoro. Bene, amici, e così anche questa settimana ce l'abbiamo fatta a leggere l'oroscopo che va dal 23 al 29 di novembre. Come al solito vi auguro una felice e santissima settimana e che le stelle siano sempre con voi. Alla prossima settimana, ciao a tutti.